Questa attività è stata realizzata con s'aggiuto della Regione Sarda, in prentas 2020-2021, lei regionali 22, de su 2018, articolo 22. In sa puntata de oggi, eso parrà in Casteddu, ma scoperendo i biginaus storicus de sa cittadi. Eso a cominciare de s'anfiteatro romano, che sti uno dei monumentus più importanti de s'antica Carales. De ingunisi, eus arzen su biginau storicu de Casteddu e Susu. In trendi po Porta Cristina, seso a faibiri monumentus più bellus de s'edadi mesuevali, a commenti sturrisi de Santo Francau e de Sulliofanti. Se soffrimai in su coro de su bicinau, pobiri perazza a palazzo, con su palazzo a Riali. Logu, a onde bivianta i surresi e visurresi de su regno de Sardegna. Eso entrai pure in su ghetto dei Sebreus, con sa gresia de Santa Croce e spanoramas de sa cittadi. Calendi, e sabiri pure uno dei logus più connottus de sa movida casteddaia, su bastioni de San Remi e su palazzo Boi. Poi accabai, e usandai in un altro dei noi montis de Casteddu, cussu de Monti Graru. Poi si contai di stumbas preistoricas, agattatas a singhizzu de su Noicentus, de Antoni Tramelli, e de su puzzu nuragesu. A partire dell'anno 238 su annantisi de Cristo, pure sa Sardegna intera a fare parte dell'impero di Roma. In su 46 annantisi de Cristo, seso in età repubblicana, Giulio Cesare, furrendi dell'Africa, goa della guerra civile con Pompeo, arrivare in Casteddu e da premiera ponendida sul rango del municipium possessi alliare con issu contro Pompeo. Invece sa trazittadi sul chi, chiesti oi Sant'Antioco, di antagonia possessi invece posta de sa parti de Pompeo. Però proprio de questo secolo cominciamo a avere uno scanto de strutturas che funte varraras finzas a oi. Istermas in sa zona de Bonaria, difatti secondo uno scanto de studioso su Bonaria andieniri del su latino bagnaria, anteagattau mosaicus, anteagattau strutturas particolari come sa vullonica de Viali Regina Margherita. Ma uno dei edifici più importanti dessa Carales romana esti sicuramente s'anfiteatro. S'anfiteatro è un simbolo della romanità in tutto il mondo antico.
Ma s'anfiteatru de Casteddu est particolare, poitta non esistono scetti de 5 logus de tutto su mondo, poitta è fatto in parti sgavau in Sarrocca, seusu accanto su monti de Casteddu e Susu, e s'altra parte invece fiera costruita. Teniera una forma de ou. In s'Ottocentu anticumenzau però a bogai, ispertas de sa parte costruita, podas amperai povai palazius chi doi vunti ancora in sa parte arta de Casteddu e Susu. C'è sicuro che questo anfiteatro podia da contenni 12.000 spettatori. E questo si narra che probabilmente Carales, che era una delle città più importanti di Casteddu a Romana, teniera 30.000 vivitori. E stava a intruso dei anfiteatros. A Mengianu i venaziones, che vianta di spettacoli a cappiausa sagassa. Bentiata dell'Africa, animali e commenti girafas, leonis. Invece a Merì fadianta i giochi dei gladiatori, che praticamente erano scetti, insomma, ai casteddaius dell'epoca, ma tutto su mondo a romanisau. De su Biali Boncammino, che è famau, prima di tutto per sa presenza de sa presoni che doi esteti finza a uno scanto de annus aoi, doi esti una dei sennas principali per entrare in subicinao de Casteddu e Susu. Senna più importante e più connota è Porta Cristina, che stette a progettare in su 1825 dell'architetto Carlo Pilo Boil. Is formas fonti neoclassicas e su nomini è dedicato a Samulleri de su re Carolo Felice, si questionendi de sa regina Maria Cristina de Savoia. Deis 4 biginaus storicus de sa città, che funti Marina, Stampagi, Biddanò e Casteddu e Susu, quest'ultimo est cussu che ha riallogau de prusu is edifizius de dati mesuevali. Già a partire del 1258, dunque a Goa, che antisciusciau sa capitale del suggiugau de Casteddu, che vi era accanto a Santa Igia, in oggi agattato proprio sul centro politico e amministrativo de tutta sa città di finza già a saccabu del Ottocentus. E se partius de Biali Boncammino è un'orta che su superau Porta Cristina s'agattaso in questa prazzicedda. In età medievali in oggi passara un fossau. A Palamiasa invece doiesti un edificio che dinanta ancora Reggio Arsenale. Poiché dell'età spagnola finzas a Ottocentus fiera sa bruvurera dessa città. Oggi esti connota come cittadella dei museus. Poiché intrusu due punti sul Museo Archeologico Nazionale,
sa Pinacoteca Nazionale, su Museo Etnografico, sa collezioni de ceras anatomicas de Stefano Susini e in prusu doiesti puru su Museo de Arti Siamesi Stefano Gardu. Sempre in oggi vorrei esibire una targa che regora su passaggio di uno scrittore importante, Miguel de Cervantes, che ha scritto Don Quixote de la Mancia e che venne noi in una di spedizioni spagnolas contras ai moros su Nord Africa. Una volta che Gesù superau s'arcu partendo da Piazza Arsenali, s'agattaus in un luogo romano che dinanta Piazza Indipendenza. In oggi teneus uno scanto di monumentus simbolicus de sa Casteddu mesuevali, a partire de Subuzzu de Santu Vrancau, che esti vundudu 70 metrus. E aguado esti sa turri de Santu Vrancau. Questa turri è stata progettata in anno 1305 de s'architetto sardu Giovanni Capula. Po dottu sedadi, pisana, finzas a s'arribu de Scadelanus, servira po defendi su vicinau de Castedessusu des attacus des spagnolus, dei morus e pure de su giuigau de Arborea. Ma a partire del 400 Danti trasformara in una prigione e oggi hanno impresionato personaggi importanti, come Brancaleone Doria, su Mairu de Eleonora d'Arbarei o pure su bandido Giovanni Tolu. A s'inizio del Novecento anti dorrau a sciusciai su muro che antaposto in età spagnola e in sa parte a intrusu. I turris mesuevalis in sa parte de intrusu vi hanno aperta per permetti di caricare più munizioni possibili. Un'altra cosa importante è che in noi teneus su primo archeologico museo de Casteddu. Su 1906 operenti su primo museo archeologico nazionale de Casteddu. È stato progettato dall'architetto Gaetano Cima de maniera neoclassica, mentre invece le esposizioni di intrusu vi è stata studiata dall'archeologo Antonio Taramelli. A Palamias invece teneus su Palazzo dei Seziadas. In Gunisi de questa ventana che doveva essere a su centro, s'accarara su visurrei o su rei e in basso su devia su condannau a morti. Su condannau a morti depiera preguntare sa grazia a su visurrei quando decidiant de donai su perdono a uno scanto dei prigionieri, che diventa d'ogna scanto de tempus. Uno dei logos più panoramicus dedotto su vicinato de Castedessusu è Piazza Mercedemundula, accanto de Piazza Palazzo. De noi poreus castiai tottu sa parte de Pregidrogiu de Casteddu, con bidas de Cerajus, Pauli, Quartu e Quartucciu. In prusu de noi poreus biri bene su Staini de Molentagius, onde doiesti sa colonia stanziali de Mangonisi, i Salinas, che hanno imparau già de sedadi punica e romana e savraglia del suo poeto.
Ancora da noi per subire un altro dei monti di Castello, Monte Urpinu, che è stato imperato sicuramente già dell'età preistorica. Poi Tadengunisi, anti Corbau, Arrogusu de Perdegropina. Però in basso, a entrusu su monti de Castello de Suso e Monte Urpinu, dove è un altro vicino storico de Castello, su questione di Biddanoa. Biddanoa fia sul luogo onde bivianta i messaius. I messaius de Biddanoa in età spagnola podianta bene in oggi in pizzus, po' bendi sa mercanzia, però a sicurios di de pianta andai e quando sonara un ugorro che via su sinali che adotti sardus de pianta bessiri de su Castello de Suso. Pensai che stava rao ancora oggi su diciu bogai a sonegorro, quindi eniri de gustus tempus. Un'altra cosa interessante è questo muro, è un palazzo che anti proprio smazzaminau quando dovuti stati sui bombardamenti del suo viaggio del su 43. Non anti me dovrà fare questo palazzo proprio per arregolare questo fatto tragico che accadisse in sa seconda guerra mondiale. Su coro delle amministrazioni della città e dell'età spagnola, finza dall'800, è sempre stato questo, Piazza e Palazzo. In oggi viviant le famiglie nobili e casteddaias e teneu sicuro i palazzi, gli edifici simbolici del suo potere della città e pure della Sardegna. Su palazzo comunale, Saseu, su palazzo dell'arcibispo e su palazzo Arriali. Questo palazzo, già del 1337, è stato sul luogo dove arrivò su visurre della Sardegna, dei spagnoli su Finza e Savoia. E in oggi antibivio pure due arresi, che vunti Carlo Emanuele IV e Vittorio Emanuele I. Oggi questo palazzo è invece a Saseo della prefettura. La Chiesa di Santa Maria è l'edificio religioso più importante di tutta la città. Costruita all'inizio del 1200 dai Pisani e divenne cattedrale scelta nel 1258, quando i Pisani hanno asciusciato su Giuigau del castello con la capitale che era a Santa Egia. Il primo edificio tenera forma romanica. Dell'impianto però originario abarrao scetti su campanili e spartisi laterali. Poi nel 1669 l'architetto Domenico Spotorno atterrò a fare questa gara de maniera barocca come ti sumperara in quest'epoca. Depeso pettai anni 30 del Novecento, quando l'architetto Giarrizzo tornara a sciusciare questa gara e da fare de maniera romanica però noa, pighendi spunto de Saseu de Pisa, de Saseu de Santa Maria de Montserrat de Dratalias e de Sagresia de Santu Pantaleu de Partiolla. Per subire in sa gara principali
L'unotus on di due vuntis immagini de santus. A manu diretta doi esti Santu Sadurru, che esti su patronu de sa cittadi de Casteddu, a su centru Santa Maria, che esti sa regina dei Sardus, e a manu manca invece doi esti Santa Igia, che vi era sa santa patrona de su giuigau de Casteddu. A intrusu biesu ancora formas a romanica, ma plus chidottu funti arredamentus de stili barocco. Meras importantis vuntis su pulpitu de su maestru Guglielmu, che di ha fatto possa seu de Pisa a sacabu de su 1200 e bettiu in Saseu de Casteddu in su 1300. In età spagnola Dante Sperrau in dus postu proprio a Singhizzu de Sagresia. In pizzius dovuntis pinturas de Filippo Figari, ma sa cosa più importante esti sa cripta fatta de s'arcibispo Francisco de Schivel in Singhizzu de su 1600 a ribettiu in gunis is ossus de santis martiris che anti agattau in sa zona de Sagresia de Santu Sadurru e Santu Luciferru. Sempre in sa cripta vunti interraus dus esponentes dei Savoias, Maria Giuseppina, mulere de Luisu XVIII, re de Francia, e Carlo Emanuele, che esti morto a sedadi de 2 annus po bigotta. A pagu metrus de Saseu doi esti un altro edificio simbolico de s'amministrazione de sa cittadi. Seus chistionenti de su palazzo comunali, che stettiu Saseu de s'amministrazione casteddaia finzas a su 1900, quando su sindico Toni Baccaredda ha deciso di fare un palazzo nuovo proprio in antisi del suo porto. Forse si proprio può donare un segnale di apertura face sul mare, questa vinza in questo momento su poderi che ha sempre stato accorrau a intrusu dei murus de Casteddu e Susu. In sa gara l'edificio può subire sul stemma della città di Casteddu è una lapide scritta in lingua latina che ricorda s'arrivo dell'imperatore Carlo V del 1535, questa de Casteddu anti cominciò una spedizione contro ai moros de Tunisi. Oggi questo edificio è un perau po' vai a mostras culturali e de arti. Seguendo questa passillara che ho cominciato da Piazza Indipendenza, a un si soffrimaus in Saseu, depois vai sicuramente una sosta in su bastioni de San Remi. Questo bastioni nasce a commenti prazzaforti militari, commenti sa maggioria dei logos de Casteddu e Susu, questo vicinau, des 4 vicinaus storicus, esti questo più militarizzato, proprio poi avviare in arte, dunque sa visuali e manna. De noi bandera de sa praia de su poetto e arriva a vinzas a sustaini de Santa Igia. Questa prazzaforte militari, a commenti da bieus oi, esti sa risultato de restaurus e modificas fatas in istempus.
in su 1800 dianta imperau puru sa parte interna e gallerias po vai picchettadas, ma puru po infermeria. In su vriaju de su 43 e settias de rutta sa parte è nantisi ed anti torrara a fai. Oi est un luogo onde scasteddaius e noscetti s'attobianta in stadi, a su notti vanti in un mercatino e in prusu poreus ubiri giaghis noi atrus palazius importantis de sa Casteddu antica. A partire proprio de su Palazzo Pilo Boil, una delle famiglie nobilis più importanti de Casteddu. In sa gara però subiri incastonadas in su muru ballas de cannonis deis ingresus, deis francesus e deis spagnolus, quando anti tentau de conquistare sa città. Pensai che i ballas arribanta de su curtu finzas in noi. E poi memoria de questo attacco da santi lassadas in Gunisi. Ancora per subire una disturrisi mesuevalis più importanti e più antigas de Casteddu, ussa de Sacchili o de sa Lionissa, che danti inglobara goa in su Palazzo Boil. E più accanto a mano diretta su teatro civico, bombardau sempre in su 43 e restaurau uno scanto de annos aoi e ben utilizzau po' vai spettaculus. Ma un'altra cosa importante denai è che in Pizzusu, in su bastione de Santa Caterina, anti comenzau de giannus aoi a vai sgavus archeologicus, po' circa s'antica Grecia de Santa Caterina e anti agattau sgavendi edificius de edade punica e vuti arribaus in bascius a ondi due vunti ipoggeus chi forzi por intessi puru de sedadi preistorica. Sighendi sa passillada intrus de su vicinau de Casteddu e Susu poreus pigai via Universidadi. Via Universidadi pigara su nomini proprio de su Palazzo Belgrano, a onde due stettia sa primo museo de s'Universidadi in su 1600. Esti una via strinta, come tutti i vias chi funti a parlaras de su Mesuevu. E a sutta de custos palazios poreus subiri gisterras de edadi punica e romana, poiché noi non doiviant mizzas o puzzos e dunque depiant allogai s'acqua piovana de questa maniera. Difatti mera gisterras funti oi visitabili in i locali insomma che poreus frequentare pure de notti. Sighendi a s'accabu de questa via arribaus a sa Turri de su Leofanti. Questa Turri è stata progettata in anno 1307 dall'architetto sardo Giovanni Capula, su proprio che ha fatto sa Turri de Santo Francao, dunque sa tenere il suo proprio progetto, il suo proprio schema, e questa Turri tenniri in sa parte mesana stemmas de famiglia pisanas e pure una statua de su 500 fatta de Guantino Cavallino, un artista casteddaio che a Boffiu poni proprio su simbolo di questa parte del suo vicinau. Poi tenere questo nome, questa ruga. Poi già in età mesuevali di naranta ruga Liofanti. Su Liofanti est un animale che simboleggerà sa forza, sa potenza. Non è preso scaresci che questa fura sa zona de Casteddu e Susu prosesponida narauso a esattacus che indipendente del suo porto. Difatti, prus in bascius, dove est un'altra enna importante, che dinanta enna dell'Ionisi,
a onde gli archeologi hanno agattato uno scanto di anni oi una cannoniera d'età spagnola del su 1500. De su bastioni de Santa Croce poreu subiri sa parti de scurigadroju de Casteddu, onde doi esti un altro biginau storico, cussu de Stampagi. Stampagi vi era su biginau in s'antichidadi, onde viviant is artisanus, is artistas, commenti Pietro Cavaro, che ha fatto uno scanto del retabulus che vorrei subire in iscresias medioevalisi de sa Sardegna. E proprio da noi, partendo da Manumanca, abbiamo su ospedali civili, su primo ospedale che attento sa città di Casteddu. Esistette progettato in Sottogentus dell'architetto Gaetano Cima e finanziato da Carolo Felici. Su ospedali esti ancora in funzioni, ma a bello punti spostando a reparto su onde vai i subbenitori un luogo di cultura. E seguendo sempre in subiginau de Stampagi per subire uno scanto di egresias antigas dessa città, partendo de gussa che doiesti no Gimbascio, gussa de Santa Clara, che ha donato poi su nomini a uno dei mercati più antichi dessa città. E seguendo ancora due punti a trascresias, come gussa de Santumiali, che si è fatta de maniera barocca, ma due punti pure gussa de Santa Restituta e gussa de Sant'Efisi, da un dipartiri sa statua de su santu che si festeggerà a Singhizzu de Maio. Però narraso che de noi per subire pure sa Prazza Ienne, che è un luogo di convergenza entro su de subiginau de Marina o la Pola e cusso de Stampagi, partendo proprio da questa statua di Carolo Felici, questa statua in bronzo, che è in sa parte centrale della piazza, per su calai finza a arrivare a su curto dessa città. Uno dei partisi più connotas de su bastioni de Santa Croce dinanta ghetto dei Ebreus. A nase paridadi, questo nomini esti sbagliato, tanti posto in annus 40. Poi in oggi is Ebreus che dove vianta stetti già bogasu in su 1492, quando dove estetti a Sagoia entro su de Ferdinando d'Aragona e Isabella di Castiglia, che diventò Ogao, is Ebreus e i Moriscus. Però sceso che ancora prima, quando Castel del Suso vi era in mano e Spisanus, dove era una comunità di Ebreus, difatti di Nanta, di Naranta, sa Iudaria. Questa gresia, che denosi noi, di Nanta Gresia de Santa Croce, è stata fatta
in pizzus de un'antica sinagoga, che hanno gattato questo nome in Santa Croce, dove funti probabilità di simeras in asuta dove esti sa sinagoga. Un'altra cosa importante, chi può resubire sempre a intrusu del suggetto ebraico, esti sa caserma dei Dragonis de Sardegna, un reparto de cavalleria creato su 1800 può difendere su Visurrei. Questa caserma di Nanta di Fatisi San Carlo proprio in onore di Carolo Felici. In su coro de s'antico vicinau de Saiudaria, a Carandisi, a una prazza vittichedda, bieusu pure una gresia de dadi spagnola, sa gresia de Santa Maria de su Monti de sa Piedadi. E si è chiamata Prusomancu in sa metà del 1500, quando dove era sul re de Spagna Filippo II. Oggi sa gresia ospiterà s'ordini de Malta. Ma siete avuru sa seu de su tribunale. Difatti si sa via che tu esti in basso su dinanzi ancora sa via corte d'appello. S'architettura è un'architettura gotica. Comunque sa gotico catalana, era sempre con un arco a sesto acudo che esti proprio in pizzus de Senna. A intrusu due punti voltas a croceras e uno scanto de obras de pinturas fattas in su 1600 che indieni però de sa gresia de Sant'Umiali. A partire dal terzo millennio a.C., pure in Sardegna cominciano a sperimentare l'imperu dei metallus. Siamo in Sedadi e Sarramini. E proprio sul luogo dove Zagattausu, su Monti de Montigraro, esti sul luogo che ha donato su nomini a una delle sculture più importanti de Sedadi e Serramini in Sardegna. Questa che tu esti su 2007 a.C. fino a su 2013 a.C. Tutto comincia a s'inizio del 900, quando in alcuni impizzus vianta vendi su manicomio de Villa Clara. In questa occasione, i sovraggius hanno gattau uno scanto de Dumbas, e iniziando a zerriau su sovrintendenti dell'epoca che era Antoni Taramelli. Antoni Taramelli ha scavau uno scanto de Dumbas ai Poggeicas, dunque sa scavatas a intrus de Saderra, con una forma a forro. In d'una tomba dove fura uno scheletro di una persona posto in posizioni fetali, accarraggiato de sopra rubia e accompagnato de destus de broinas de argida, che oggi funti allogadas sul Museo Archeologico de Castello. Proprio questo simbolo che beusu a Palas è un simbolo che è pigao proprio de un prato de cultura Montigraro.
In is annos 70, quando vianta costruendo palazzi in via Trentino, in via Molise e via Basilicata, gli archeologi, in suo specifico Enrico Azzeni, gli gattau un altro scanto di tumbas sempre dessa cultura del Monticraro. Oggi però, per l'astima, questa tumbas non da savoreo su grubiri, poi tavunti a carragiaras dei palazzi. Pocantu a oi ancora non è gattau nuragesi a entro su de Casteddu, comunque sa sceso uno scanto di cose importanti, chi si va inti ipotizzai che a questo luogo è stato bivio pure in sedate su bronzo e sedate su ferro. A cominciare già dei su nomini, car, questa regione linguistica viene della lingua valiosarda, la lingua che si questionava in Sardegna a prima del arrivo sul latino. Carboli è proprio a Rocca, questa Casteddu è stetti a Fraigata, possa maggioria proprio in logus onde doiestis a Rocca. In Sottugentus ianta gattà uno scanto de arrastus de testus de Argida, de età di Nuragesa in sa grutta des Columbus, in sa zona de Santelia. Pure in su monti de Bonaria, a Singhizio del su 900 ianta gattau arrastus de Brunzu, come uno spilloni, uno stocco, che ho punti allogaus sul Museo Archeologico de Casteddu e che zieniti desse età di Nuragesa. Ma una delle scrovettas più importanti che antivattu è un uguzzu sacro dedicato dunque a su culto dell'acqua proprio a intrus del su varco del Monticraro. In noi abbiamo scelti una parte, poiché tutto il resto della struttura è sicuramente a terra. Però se vuoi ribiri a palasa di questa matta de Caperu, i murus fatto con perdas traballadas de maniera nuragesa che vunti se rendisi a bello che si arzianta. I sgavus che anta fa in su benitori sicuramente anta bogai a pillu puro in murus de s'intrada che oi narausu vestibolo. Dunque sceus ca su questi stetti agattau e moi esti narausu sa punta dell'iceberg de una città che sicuramente parte rigiai de sedà di Nuragesa. In sa puntata chienili, eus andai in logus de sa Trecenta e de sa Marmidda, in sa parte nord de sa provincia de su sud Sardigna. Tutti e due sa regionisi funti vamadas a meda pois campus de trigu più bellus e preziosus de s'isula. In sa Trecenta, eus a visitai sa necropoli e domus de Gianas de Branuefisi, in sa bidda de Pramantello. In Gunisi, eus a biri 7 tumbas scavatas in sa rocca già 6.000 annos a oi, in su periodo neolitico. Una di queste tumbas allogara ancora sa pinturas fattas con socra rubia. Agoa eus arziai in sa Marmidda, a onde su paesaggio è caratterizzato per sa presenza de montis de forma conica. In noci, seus andaus in sa giara de Siddi, po biri una de tumbas de gigantis prumannas e mellus allogatas de sa Sardigna, cussa de sa Dome Sorcu, e soprattutto un uragi sa Vogaia, fatto a Singhizio de sedà di Nuragesa. Seu galaus agoa a Siddi, po biri sa gresa mesuevali de Santumiali, posta intrusu de sa bidda e connota con architravi con figuras ancora misteriosas. Po questa puntata è tutto. Si salurasu, si torrasu grazias e si cumbirasu a si seguiri in sa prossima puntata.
Questa attività è stata realizzata con s'aggiuto della Regione Sarda, imprenta su 2020-2021, lei regionali 22, del su 2018, articolo 22.